Recentemente ho seguito un cliente che soffre di sciatica o dolore anche pelvico, quindi dolore che si irradia dalla parte dei glutei e scende verso la zona del ginocchio o potrebbe anche andare oltre la zona del ginocchio verso il piede. Si sente intorpidimento, rigidità, dolore al nervo, quindi ovviamente questa cosa è un qualcosa che può preoccupare molto le persone, aveva preoccupato sicuramente questo mio cliente. La cosa, diciamo, classica che mi ha detto è che aveva paura che questa cosa si sarebbe non risolta con i classici trattamenti. Addirittura aveva preso in considerazione magari anche la chirurgia. Quello che succede in queste occasioni è andare a vedere se ci sono, attraverso delle risonanze magnetiche, delle problematiche gravi. E ovviamente arrivano delle risonanze con degli esiti catastrofici, quindi artrosi, dischi in protusione, una marea di scoliosi, una marea di ernie, insomma, questo è lo scenario classico, generico. Ma andando attentamente su questi dolori, capiamo che vanno su e giù, sono anche molto molto intensi e non vengono giustificati poi da una singola ernia o da una singola protusione, anche perché molte volte non si riesce a capire attraverso il livello di questa protusione, il livello di questa ernia, se veramente quella è la causa del problema. Infatti, la maggior parte delle volte non sono le cause, la maggior parte delle volte parliamo di un sistema nervoso che è veramente andato in allerta, è stressato a causa di vari fattori emotivi di quella persona, del cliente in questo caso. Quando ho iniziato a spiegare tutte queste connessioni con lo stress, nei giorni successivi questi sintomi sono, guarda caso, diminuiti o che non hanno comunque avuto la stessa frequenza e intensità. Questo ti fa capire se e che il dolore può essere legato al sistema nervoso ipersensibile, se soffri di sciatica o sindrome del piriforme, come anche si dice, la maggior parte delle volte non è il disco, non è la protusione, ma è un sistema nervoso ipersensibile. Quindi è importante informarsi su questa parte perché rischi veramente di fare tantissime diagnosi che vanno a mirare sulle ernie, sulle protusioni, che in realtà non sono il problema e neanche la postura.